Ragazzi, potrei anche non sapere dove sono, ma ci sono dei forti indizi che mi fanno chiaramente capire in che provincia mi trovo. Era Giancarlo. Esatto, siamo a Lonigo in provincia di Vicenza. E questa è la sorpresa vicentina, E quindi. questa è la soppressa vicentina e anche Deco di Lonigo. Che spettacolo. Ma qual è la caratteristica più importante della vostra soppressa? Beh, la caratteristica più importante è che noi mettiamo tutto il maiale dentro, usiamo tutte le parti nobili, la coppa, la pancetta, il carré e soprattutto il prosciutto, oltre che alla spalla. Quindi è un prodotto ricco alla fine. Molto ricco perché assume tutte le fragranze e i gusti di tutta la parte del maiale. Per come mi par di capire che qui c'è una passione di lunga data, o sbaglio? Beh, la nostra è una tradizione di 3 generazioni di Norcini, cominciato mio nonno ai primi del Novecento, poi ha continuato mio padre, mio zio e ormai da più di 30 anni abbiamo un'attività di produzione di insaccati. Questo allora è un sapore iberico per eccellenza, che tra l'altro è uno degli elementi importanti di tutta la manifestazione sapori iberici. Quindi uno che assaggia questa soppressa, che cosa deve poter provare? Deve sentire tutti i profumi di carne, di vari aromi e sentire la fragranza e la croccantezza del prodotto. Produrla specialmente con il modo come facciamo noi, senza aggiunta di nessun tipo di conservanti, solo sale e pepe ed eventualmente per chi piace l'aglio, è impegnativo, bisogna curarla molto, seguirla in tutte le sue fasi di asciugatura, di stagionatura e quant'altro. I maiali sono vostri? I maiali sono nostri ed è questa anche una parte importante nella produzione appunto della soppressa, perché per avere un buon prodotto finale bisogna partire da una buona materia prima. Noi alleviamo i nostri maiali, li compriamo piccoli, ci facciamo l'alimentazione noi in casa con prodotti, maggiormente prodotti, farine della nostra azienda, per cui ci curiamo il prodotto in tutta la sua fase, dall'allevamento alla trasformazione. Sai Giancarlo perché mi piace la soppressa? Perché è un insaccato di spessore, ma che è un motivo? Perché bisogna che la fetta di soppressa la stacca in piedi, così. Però la diamo per buona. Andiamo per buona, dai. Va mangiata grossa. Sì, i nonni diceva che bisognava che la fetta stesse in piedi. Eccola qua. E mangiata con. Va. Pan Perfetto. biscotto, in questo caso pan biscotto fatto con lievito di pasta madre, che sarà anche il pan biscotto che venirà offerto a sapori iberici. Quindi pan biscotto con soppressa vicentina, il classico della merenda iberica. Fantastico. Allora, ragazzi, 27 e 30 marzo Lonigo per gustare tutte queste bontà. Thai rosso, pan biscotto con la soppressa. Adesso che il movimento rotatorio è stato fatto, se puoi. Se puoi continuare anche. Siamo gente di spessore anche noi, specie del profilo. Ciao ragazzi, ci vediamo a Lonigo. Niente, ora che lo conosco quel che fa le bravo, sì, insomma se le cava.